Continuano le nostre pillole qui dallo Spazio del Soave, siamo sempre a Vinitaly 2019 e gli ospiti si susseguono con interesse in questo spazio. Siamo in compagnia di Gianandrea Marchesi, direttore sportivo di Blue Volley Calzedonia Verona. Ecco, com'è questa idea di abbinare un brand come il vostro, di sport tutto sommato e non solo, con un territorio come quello del Soave, particolare? Ma perché noi siamo estremamente legati come squadra e come società a tutto quello che è territorio di Verona e del Veneto. Legarsi a una realtà come quella del Soave per noi è un piacere ed è un grande onore, quindi legarsi a un prodotto che sta diventando sempre più importante a livello mondiale. Noi che portiamo il nostro sport in giro per l'Europa e per il mondo, per noi è un trade union con quello che può essere la vita di questo consorzio che permette a questo vino di essere ormai diventato famosissimo ovunque. Possiamo dire quasi che traete forza da questo territorio, no? Assolutamente, viviamo della voglia di competitività di Verona e del Veneto, quindi noi come squadra viviamo di continue battaglie giornaliere e ci sentiamo molto legati a questa possibilità. È una sfida che voi avete interpretato diverse volte e che avete vinto. Abbiamo vinto abbastanza, purtroppo noi non bastano mai, no? Non bastano mai. Ieri abbiamo chiuso la stagione con una bellissima partita ma con una sconfitta, quindi siamo pronti per le prossime battaglie, per le prossime collaborazioni con Soave e quindi siamo proiettati sempre nel futuro e mai fermarsi ai problemi. In conclusione cosa possiamo dire? Beh, sicuramente tanto Soave e tanto duello per tutti.